Nicolas, meraviglia stupenda, un giovane dalla vita piena fino all'ultimo secondo. Sono solo alcune delle parole cariche d'affetto e gratitudine espresse nella chiesa parrocchiale di Pocinia da Monsignor Paolo Brida, nell'ultimo, affollatissimo saluto a Nicolas Scudini, il 26enne friulano deceduto inizio dicembre in Colombia in conseguenza di un incidente in mare durante una vacanza. La comunità locale, i tanti amici, parenti e conoscenti si sono stretti attorno ai genitori, Ermana e Moreno, costretti ad affrontare, oltre al dolore della perdita del figlio, anche numerose complicazioni legali e burocratiche per poter rimpatriare Nicolas e approfondire quanto successo. Il commosso ricordo di alcuni amici, giunti anche dagli Stati Uniti, dove il giovane, dopo il diploma, aveva scelto di vivere per motivi di studio e poi di lavoro. Te ne sei andato all'improvviso, come una stella cadente in un cielo notturno, lasciando dietro di te le lacrime dei tuoi amici. Indimenticabili saranno la tua esuberanza, la capacità di ispirare e di trasmettere la voglia di sognare in grande. Penso non servano tante parole per descrivere la persona meravigliosa che eri. Basta guardare quanta gente sei riuscita a riunire qui oggi. Finita la messa, anche quando faceva i suoi rientri dagli Stati Uniti, veniva in sacrestia a salutarmi, ad aggiornarmi, veramente come uno di casa. E mi piace che voi amici avete sottolineato, Nicolas era figlio unico, ma quanti fratelli si è fatto e sorelle, mamma mia. Quindi non era figlio unico. E credo che questo sia anche una bellissima consolazione, cara Ermana e caro Moreno. Ciao Niki, ora posa le chiavi d'ingresso, rilassati e sorridi, sei al sicuro, bentornato a casa. Le parole scelte per il necrologio dai genitori, che hanno anche annunciato la volontà di istituire una borsa di studio intitolata Nicolas, da devolvere a studenti meritevoli. Al termine della cerimonia nella chiesa di San Niccolò Vescovo, il lungo un corteo funebre fino al vicino cimitero, dove ora Nicolas riposa.